Profumi d'autunno. A Fossalta di Piave questo fine settimana si sono tenuti 3 eventi: la casificazione del formaggio, il banchetto d'autunno e per concludere il convegno sui PIOT. Vediamo il servizio. La manifestazione, l'evento Profumi d'autunno si è svolta in 3 giorni, in 3 giornate. Com'è stata la partecipazione? Quali sono state poi le manifestazioni che avete fatto? Beh, direi che è andato tutto molto bene, come ci aspettavamo. Siamo partiti appunto venerdì con il laboratorio didattico dove hanno partecipato molti alunni della scuola elementare e media di Fossalta, dove abbiamo fatto la trasformazione del latte in formaggio, la casificazione. Per questo processo ha partecipato, ci ha contribuito ai lavori il consorzio del Montasio. Sabato sera, ieri sera, il banchetto è stato un successo, le ricette nazionali ispirate a diverse regioni con riferimento alla bandiera italiana. Questa mattina il convegno è stato, mi pare, graditissimo, la sala era piena, ma soprattutto è diventato quello che noi volevamo, un tavolo di lavoro. Che cosa sono i PIOT? Allora, è una nuova forma di finanziamento, se si vuole, europeo, ma che segue una nuova prospettiva, cioè non sono più i piani di vecchio stampo, ma c'è una integrazione fra il pubblico e il privato che tenta di dare delle risposte, nuove opportunità anche lavorative, se si vuole, e culturali alla nostra zona, che effettivamente potrebbe giovarsi di questa nuova forma di approcciarsi alla cultura. Che ruolo avete in questo progetto dei PIOT? Ebbene, la provincia sta lavorando su dei progetti pilota, chiamiamoli così, che sono di esempio e di avvio, proprio mettendo assieme tutta l'offerta, gli operatori, ma anche l'offerta naturale, e cominciando a creare dei pacchetti strutturati. Questo perché i turisti che vengono nel nostro territorio sono sempre di più, però anche con un fai da te che potrebbe anche essere dannoso per il territorio se non organizzato e chiamiamolo quasi stressante. Beh, il ruolo della Proloco sono importantissimi, in quanto, come dicevo sul mio intervento, a livello nazionale è una rete capillare ben diffusa le Proloco, quindi la valorizzazione dei paesi, delle manifestazioni, dell'artigianato, del turismo, vertono tutti su una collaborazione forte delle Proloco locali, e le Proloco locali, grazie al loro sostegno, sviluppano questo turismo, questa comunque cultura, in modo che tutti, proprio tutti, siano a conoscenza di cosa avviene nel proprio paese. Lei sa benissimo che la nostra gente, ma anche i nostri politici, raramente conoscono neanche un decimo di quello che abbiamo. Le faccio solo un esempio. Quanti di noi conoscono, per esempio, che noi qui siamo attraversati da 3 grandi vie romane: la via Annia, no? La via Postumia e la via Claudia Augusta. La nostra popolazione può pensare, ma insomma noi siamo eredi di una grande memoria, non siamo eredi così casuali di un territorio privo di significato, ma abbiamo dei grandi significati e dei grandi segni da conservare. Questo era quanto noi volevamo sottolineare, questa ricchezza straordinaria che appunto scaturisce da una coniugazione di elementi naturali, storici e culturali.